Buonasera a tutti ragazzi, mi raccomando domani sera di stare tutti più o meno sul canale. Quindi in effetti domani sera anche sul canale ci saranno gli amici che sono quelli dell'osservatorio, gli amici in diretta di domani sera, quindi insieme a noi, e quindi spero che domani sera siate in tanti e potete fare anche voi le vostre domande a loro se volete. Quindi in effetti si parlerà un po' di UFO, misteri, notizie diciamo insolite, diciamo parleremo un po' di tutto. Quindi ho confermato ai ragazzi per domani sera alle ore 21, quindi in effetti spero che molti di voi parteciperanno alla diretta di domani sera, così ci confronteremo con i ragazzi dell'osservatorio, in effetti, di notizie astronomiche che parteciperanno anche loro in diretta tutti quanti con noi. Quindi se volete fate qualche domanda a loro, vi risponderanno in effetti, quindi già ci siamo messi d'accordo, quindi in effetti per fare una cosa diciamo in più importante. Poi volevo farvi vedere alcune fotografie, a parte questa qui. Eccola qui ragazzi, questa è una foto della Finlandia. Qui stiamo a Seianoki, una città come potete vedere ragazzi splendida da ogni punto di vista ragazzi. Qui andavo a pescare come avevo promesso a Francesco, quindi immaginate di svegliarvi la mattina così, anche se in realtà ragazzi questa foto io l'ho scattata alle 2 di notte, quindi pensate che lì alle 2 di notte è così la notte ragazzi, vedete un po' di penombra, quindi questa fotografia ragazzi in realtà è stata fatta alle 2 di mattina, quindi quando qua in Italia è notte in effetti, quindi vedete questa diciamo è la famosa notte finlandese, vedete nulla di più, quindi una piccola penombra. Poi in effetti qua stiamo a Marsiglia, qui stavo facendo la fiera a Marsiglia, come vi avevo detto la famosa ruota panoramica, anche se la foto non è venuta tanto bene, però questa è la famosa ruota panoramica di Marsiglia ragazzi. Quindi qui siamo stati a fare la fiera poi dopo. Poi qua ragazzi, qua stavo partendo per la Francia, quindi per Marsiglia. In effetti qua stiamo sulle Alpi francesi, diciamo al confine dell'Italia. In effetti mi sono fermato col camion ragazzi e questa foto qua la dovevo fare assolutamente, quindi mi sono fermato e ho immortalato le Alpi, diciamo, dopo aver passato il confine dell'Italia. Mi sono ritrovato questo spettacolo davanti ragazzi e ho dovuto per forza immortalare questo momento. Questa foto la potete trovare sul mio Facebook in effetti. Poi questa qui è un tramonto sempre della Finlandia. Stavolta qui stiamo a diciamo dove era Tampere, quindi stiamo a Tampere qua. Come potete vedere è sempre uno spettacolo di acqua e luci ragazzi, è una cosa che uno deve andare per guardare. Posso mettervi tutte le foto del mondo, ma un conto è andarci e un conto è vederla così dal cellulare, in effetti dal telefonino, dal computer. In effetti io qua con la barca me ne andavo a pescare dopo aver diciamo lavorato. Quindi un'altra bellissima immagine della Finlandia ragazzi. Poi qui sono io, anche se la foto non si vede abbastanza bene. In effetti questa è una foto molto molto vecchia, in effetti ragazzi. Qui sono sul lago a Varsavia, in effetti. Qua sto in Polonia, a Varsavia. Qui stiamo parlando che io qua avevo secondo me più o meno 30 anni. Diciamo una foto di 13 anni fa, non si vede tanto bene ma l'ho voluta mettere proprio per diciamo fare una diciamo ecco qua ragazzi questa foto qui adesso non so se la riuscite a vedere bene, eccola qui, adesso forse la riuscite a vedere un po' meglio. Secondo voi, secondo la vostra visuale, io chi sono di tutti diciamo quelli che vedete nella foto?
quindi in effetti è un po' difficile, ragazzi, dire chi sono io qua in mezzo. Voglio che qualcuno me lo scrivi dopo, in effetti, per vedere se voi capite chi sono io qua. In effetti è una foto, diciamo, ragazzi, abbastanza vecchina, quindi però qualcuno potrebbe subito indovinare, qualcuno no. In effetti per sfizio voglio vedere se riuscite a capire chi sono io qua in mezzo. In effetti, se questo ragazzo qui, diciamo, voglio proprio, eccola qua, vi voglio proprio far vedere la foto intera come sta. Quindi ciao Sergio, ditemi io qui chi sono in effetti tra tutti quanti. In effetti questa è una foto, ragazzi, che ho 23 anni, quindi ditemi chi sono qua in mezzo. Quindi a parte il bambino piccolo qua al centro, però dovete dire io chi sono di tutti e quattro qua dietro. Quindi lasciatemi il commento e dite sei quello lì. No, no, Valerio, hai sbagliato, non sono quello. Quindi riprova. Non sono quello lì, quindi te la rifaccio vedere bene. Guarda bene chi sono. Non sono quello blu, partiamo da questo. Anche perché le lenti io non le porto, quindi pensa bene, rifletti. Bravo, vedi? Maglia gialla, sì, sono quello lì con la maglia gialla, in effetti, sì. Adesso hai centrato, vedi? Un po' di applicazione, so quello con la maglia gialla, in effetti, sì. Solo senza pizzetto lì, in effetti, quindi non c'ho la barba, in effetti. Vabbè, ma ero giovane proprio qua, quindi in effetti avevo 23 anni qua, quindi usavo ancora. Sì, sì, queste sono, le ho scaricate da Facebook e le ho scaricate sul computer, quindi poi col cellulare faccio la diretta. Poi ragazzi, questa città che potete vedere, questa è Imatra. Questo è un hotel a confine con la Russia. Questa è una bellissima città, questa è Imatra, piccolina ma bella. Questa qua sembra un castello, però in realtà questa qua, ragazzi, è un hotel in effetti, quindi non è un castello come si pensa all'inizio. Quindi questa qua, diciamo, è un hotel. Questa è Imatra. Se vedete su Google vedete che sta proprio ai confini della Finlandia con la Russia, che volevo riprendere, che purtroppo la foto è piccola, quindi ho detto glielo devo far vedere. In effetti la pescata del luccio che avevo fatto in Finlandia, eccola qua, Franci, la foto è questa. Quindi come puoi vedere una bella pescata, diciamo. Poi mi sono rimaste altre due foto. Ragazzi, questa casa qui a me, quando l'ho vista, che il proprietario, diciamo il nostro padrone aveva detto vi ho preso una casa, diciamo il nostro padrone aveva detto vi ho preso una casa sul lago. A me questa qua mi faceva paura, a me mi pareva la casa, il film di paura, ragazzi, sinceramente avevo paura di stare qua. Mi ricorda, se andate a vedere il vecchio film La Casa, quello di horror, datato vecchio, ragazzi, è uguale. Io l'ho visto quel film, è uguale, tale e quale. Proprio c'avevo paura di stare qua. Quindi diciamo in effetti questa foto mi ricorda tanto il film che ho, quindi diciamo in effetti questa foto mi ricorda tanto il film che ho visto La Casa, sai, quando i demoni incominciano, e quelli incominciano a leggere quel libro ed escono i demoni, proprio uguale, ragazzi. Sì, sì, in effetti sì, e in Finlandia la notte sono più o meno, qua è notte in effetti. Questa che vedi qua è notte, ma vedete, è come le 7 da noi, è normale, anche se qui sono più o meno mezzanotte, l'una erano quando ho fatto questa foto. Vedi com'è? Mia mamma non ci credeva quando facevo le dirette con lei con WhatsApp. Diceva no, ma non può essere. Ma è così facevi, che come non può essere? Poi in effetti un'altra foto, ragazzi. Questo qua. Poi in effetti un'altra foto, ragazzi. Questo qua sono io, qua sto a Follonica, quindi sto a Firenze.
Qui sto alla fiera del peperoncino, ragazzi, quindi potete immaginare il signore col peperoncino, quindi è una fiera gastronomica a base di piccante, quindi noi avevamo preparato delle tortine con l'habanero, quello là più forte al mondo, e chiunque riusciva a mangiare questa tartina ripiena proprio di habanero, quello là ragazzi fortissimo, aveva un panino in omaggio, che noi facevamo il panino diciamo dell'Oktoberfest, quindi Würstel e Krauti con ketchup, mostarda e maionese, quindi chiunque riusciva a mangiare una tartina senza bere per 2 minuti vinceva un panino. Purtroppo ragazzi, no, qua stiamo a Follonica, Valeria, qua stiamo in Toscana in effetti. Qui non stiamo in Italia qua, questa è una fiera in Italia. No, qui stiamo a Follonica in effetti. Quindi diciamo questa è una fiera del peperoncino in effetti ragazzi, quindi qua chi riusciva a mangiare, noi abbiamo fatto questo gioco per invogliare a comprare il panino, diciamo, a venire da noi. Quindi purtroppo vi posso assicurare che nessuno è riuscito a resistere per 2 minuti. Noi avevamo il bicchiere di latte, perché il latte in effetti diciamo ti fa passare subito il pizzicolino del forte, e avevamo le tartine, quindi chiunque poi toccava il latte quindi veniva penalizzato, quindi per 2 minuti non dovevi bere, però ragazzi vi posso garantire che non duravano più di 30 secondi, quindi era il pane bianco fatto a dadini ripieno di habanero diciamo spalmabile, quindi io l'ho solo messo la punta della lingua, mi sembra pure il cervello si è infiammato, quindi è proprio pazzesco ragazzi, non si può toccare, quindi è proprio pazzesco ragazzi, non si può toccare, io non ce l'ho fatta proprio. Poi ragazzi, questo qua è il mio banco della porchetta, questo qua è il banco che io faccio di solito quando vado a fare la porchetta. In effetti vedete c'è la porchetta già adagiata sul tagliere, questo è il banco in effetti come si fa, in effetti è uno stand, poi ci sta la, vedete la Coca-Cola, la spina, ci sta la birra, il bicchiere di plastica, la vetrina, la piastra, il forno dietro, quindi birra, il bicchiere di plastica, la vetrina, la piastra, il forno dietro, quindi questo è quello che io faccio come lavoro. In effetti questo banco è dedicato alla porchetta. Sì, più di quello messicano, sì, è intoccabile, sì. Quindi in effetti questa è l'ultima foto che volevo farvi vedere, in effetti questo è quello che io facevo diciamo in giro per l'Italia come diciamo fiere, e anche in Finlandia è così in effetti, solo che cambia il prodotto, ma fino a effetti solo che cambia il prodotto, ma al finale sono tutti stand montati così, quindi così questo diciamo è il mio lavoro in effetti. Quindi ragazzi domani sera vi aspetto a tutti quanti con la diretta, ci saranno pure i ragazzi insieme a noi, aspetto a tutti quanti con la diretta, ci saranno pure i ragazzi insieme a noi dell'osservatorio che domani sera staranno insieme a noi sulla diretta, quindi potremo fare domande su Apopis, su stelle, su quello che volete per quanto riguarda l'astronomia, i misteri, gli UFO, potete parlare per quanto riguarda l'astronomia, i misteri, gli UFO, potete parlare tranquillamente con loro più o meno ne sanno quanto me, ma più di me, perché lo fanno per professione loro in effetti, quindi questi qua hanno pure amicizia con gli altri osservatori, con l'osservatorio americano, con l'osservatorio diciamo di tutta diciamo, l'Italia, quindi in effetti ci saranno una trentina di loro più o meno a quanto ne so, quindi in effetti potete domandare qualche cosa che a voi vi incuriosisce oppure volete sapere, quindi diciamo che domani sera alle 21 ragazzi vi aspetto in tanti, quindi vi ho fatto vedere un po' di foto in effetti della mia vita, in effetti qua stiamo a Follonica come vi ho detto, festa del peperoncino piccante, Follonica come vi ho detto, festa del peperoncino piccante,
Questa è la casa proprio maledetta che fa paura, questa, mamma mia. Pensare che è mezzanotte passata qua, vedete com'è giorno. Alle 21 Eufrasia. Ma pure qua Sergio, eh. Poi qua il famoso Luccio che ho pescato, ho messo, ho detto faccio la foto per Francesco che se la vede, dopo si può vedere la foto in effetti, però non ci sta in diretta ora. Poi questo è Imatra, il famoso hotel che sta ai confini dalla Finlandia e della Russia, un bellissimo hotel, davvero bello in tutto, si mangia minestra, ma si mangia bene ragazzi, se andate lì potete andare. Qua sono io in effetti, quindi ho detto mi raccomando indovinate chi sono, fra tutti e quattro togliete il bambino da mezzo in effetti. Maglia giallo, Lucia subito ha indovinato, mamma mia. Dici, bravo, subito al primo colpo. Quindi in effetti sì, sono quello con la maglia gialla, anche se qua stiamo parlando di 20 anni fa, eh. Quindi qua il pizzetto non ce l'avevo ancora. Poi qui il pizzetto ce l'ho in effetti, ma già qui sono più grande. Vedi, qua in effetti però sono molto più giovane di adesso. Questo sul lago, diciamo, è quella casa, visto che guarda il film di paura alla casa e poi vedi se non è uguale. Qui in effetti è sul lago di Varsavia, in effetti stiamo andando col draghetto qui, però qui stiamo parlando di tanti anni fa. Qua ragazzi è inutile che ve lo dico, uno spettacolo, sì la casa, sì. Questa è la Finlandia ragazzi, è uno spettacolo, non c'è nulla da dire. Questa invece stiamo ai confini tra l'Italia e le Alpi, quindi come sono uscito fuori dall'Italia ho trovato questo lago, ho detto no, e devo fare la fotografia, ho detto quando semmai non passo più da qui e la devo fare, quindi queste in effetti sono le Alpi francesi, quindi mi sono fermato e ho scattato la foto ragazzi. Poi questa qui è Marsiglia di notte, come potete vedere un casino, però non ci stava tanta gente, però non mi è piaciuto proprio. E poi ragazzi, questa qui è Seianoki in effetti, quindi un'altra città della Finlandia che è uno spettacolo in effetti, quindi come potete vedere paesaggi che sono al di fuori ragazzi, uno ci deve andare se no non capisce la bellezza proprio del posto. E Avvocatella si è persa una bella cosa, sì. In effetti ragazzi, allora domani sera alle 21 tutti quanti mi raccomando, parleremo con queste. Sì, ma è misteriosa, no? Però io mi riferisco al film, in effetti. Io ho visto il film La Casa e questa fotografia che io ho fatto in Finlandia mi ricorda tanto quando inizia il film della casa, il film horror, quindi è proprio tale e quale, ti giuro. Io già quando l'ho vista all'epoca ho detto, "Voglio, ma io sta cosa l'ho vista a qualche parte." E poi mi sono ricordato, voglio, questa è la casa, quello nel film di paura. I ragazzi hanno fatto la faccia bianca. Quindi ragazzi, ripeto, domani sera alle 21 con i ragazzi dell'osservatorio, quindi potete tranquillamente scrivere e commentare che cosa volete sapere, vi risponderanno tutti. Quindi diciamo vi aspetto domani sera, ho fatto questa live proprio per dire questa cosa, per dire domani sera ci saranno i ragazzi delle notizie astronomiche, loro hanno un canale su Telegram, non hanno un canale su YouTube, però fanno a livello diciamo professionale gli astronomi, in effetti loro vanno in giro, si fermano diciamo nei boschi, nelle parti più oscure e fanno le foto al cielo, fanno le osservazioni stellari, un po' di tutto diciamo. Hanno amicizia anche con gli osservatori in Italia, in America, diciamo anche loro studiano a parte le galassie, però pure gli UFO, queste cose extraterrestri, rettiliani, anche loro che sono persone che comunque gli piace il mistero in effetti, quindi mi avevano cercato oggi tramite messaggio questa cosa, io ho detto vabbè non è un problema ragazzi, domani sera lo dico a tutti gli iscritti, faccio una live
e ci vediamo domani sera, ho detto senza problemi, quindi ho detto adesso faccio un video così lo dico, così domani sera ci saremo molti sul canale, spero, e potete parlare con loro. Parleremo di Apopis, di UFO, di complotti, diciamo di tanti argomenti messi insieme. Sicuramente sarà una live che durerà molto in effetti, quindi secondo me vale la pena di seguirla. Avvocatella stasera di Francesco non ci sono, Francesco non ha visto il Luccio, Avvocatella si è perso un bel video, però sicuramente lo vedrà dopo in effetti. Quindi, in effetti, ragazzi, vi auguro buonanotte. Ci sentiamo domani mattina, però mi raccomando, a domani sera non vi dimenticate alle 21. Ho fatto questo orario perché così stiamo più persone in linea. Perché se lo facevo troppo presto, poi ho detto no, alle 21 è un orario più o meno che uno sta a casa, quindi in effetti è più fattibile. E a volte capita, Lucia, in effetti a volte YouTube è come se si imballasse, però secondo me non sarà solo, a volte escono 7-8 volte le stesse frasi di una persona, capisco che non è che scrive ciao 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 ciao, in effetti è come se si bloccasse qualche cosa, non è sempre perfetto, diciamo. Quindi ragazzi, buonanotte e ci vediamo domani sera per la diretta con i ragazzi dell'osservatorio, però ci vediamo domani mattina con le solite notizie, quindi speriamo bene che non incomincio con i terremoti di solito, quindi in effetti spero di iniziare col meteo e non con qualche notizia brutta, quindi io incomincio col meteo, poi se purtroppo capita che ci sia qualche notizia più importante allora dirò prima quella, quindi in effetti qua ragazzi sta ancora piovendo, non molto però ancora fulmini e tuoni ci sono ancora, diciamo che sta continuando. Grazie Eufrasia, ci vediamo domani, ciao Valeria, ciao Lucia. Lucia ha colpito in pieno chi ero la prima, come gli ho detto chi sono qua in mezzo, subito ha indovinato, subito. No, no, sta piovendo leggero ma non ha smesso. Quindi diciamo ragazzi, indovinate chi sono io in mezzo a quella foto. Vabbè, oramai comunque l'hanno scritto, quindi non vale più. In effetti già hanno detto maglia gialla, quindi non vale. Vabbè, fa nulla ragazzi, ci sentiamo domani mattina e buonanotte a tutti ragazzi.